Streetnews.it, siamo qui a Cicciano al Teatro Nadur per la seconda edizione dell'Amore Conta in memoria di Vincenzo Napoletano. Una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà. Parte degli introiti, infatti, saranno destinati a Carlo, un ragazzo di 16 anni in cura al bambino Gesù di Roma. Con noi la presentatrice della serata, Edda Cioffi. Buongiorno a tutti, buonasera, anzi perché ovviamente è sera, un evento davvero fantastico qui al Teatro Nadur. Io sono la presentatrice dell'evento per la seconda edizione, devi sapere, e per me è un vero onore perché io sono una presentatrice, ma pochi o tanti magari sanno che io sono una psicologa e ogni psicologo ovviamente come così qualsiasi altro mestiere, voglio dire, non è che noi psicologi siamo speciali, però abbiamo una dedizione e soprattutto siamo più vicini appunto a coloro che hanno bisogno, che sono persone che hanno delle difficoltà, hanno dei disagi oppure soffrono. Noi siamo vicini a qualsiasi forma di sofferenza. Detto questo, concludiamo anche perché diciamo l'intervista deve essere breve, io devo cominciare appunto a presentare, se no non inizio la serata senza la presentatrice. Io devo ringraziare tutti coloro che mi hanno rivoluto qui in questa serata meravigliosa per l'Amore Conta, e all'organizzatore Davide Napoletano, a tutti voi che mi intervistate di Street News e al mio co-conduttore Maurizio Viviani, che è davvero bravissimo ed è un galantuomo. Grazie a tutti e ricordiamo, non solo in questo evento ma in tutti gli eventi, che l'amore conta sempre. Facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Un saluto a tutti i lettori di Street News. Ciao da Edda Cioffi.